grande esempio di politica. Allora, eccoci qua, torniamo un po' al discorso, quello che tipo si diceva fuori onda, dopo Valdegamberi deve portare anche, farsi portavoce di istanze di cittadini. No, ma si diceva, scusami, dico adesso subito, ma niente particolare. Ieri sera ho messo un post su Facebook e un signore in maniera molto, si è sfogato, come quel signore prima in Par di Rovigo che ha fatto il suo sfogo, un operaio che lavora in un'azienda di Verona, una buona azienda, stipendio 1.400 euro, ha detto guarda, quest'anno anche i libri della scuola alle medie hanno dovuto pagarceli e non ce la facciamo veramente più, ma ormai lo capisco, con questi, cioè per quello è, come abbiamo detto prima, è necessario tagliare il carico contributivo e fiscale sulle buste paga, ma per fare questo occorre a sua volta non inventarsi nuove tasse poi in modo tale che si esce dalla porta, entra dalla finestra, ma bisogna tagliare le spese, e le spese da tagliare, di questo ho visto prima il Presidente del Consiglio, non ho sentito parlare di cosa si vuole tagliare, perché è lì e ce ne sono tante grasso che c'è tanto da tagliare. Discorsi, assolutamente. Io raccolgo il suggerimento della signora che ci ha detto cercate di essere un po' più ottimisti. No, cerco di vedere anche gli aspetti, soluzioni positive, certo, questo è doveroso. Cioè, allora, se ci sono. siamo partiti dicendo che l'ultimo report che avevamo nel settore dell'edilizia, e noi abbiamo un buon bacino di osservatorio, ci dava qualche speranza in più perché il segno meno era scomparso. Sì, no, ma infatti abbiamo cominciato a settembre. Encefalogramma piatto, però vuol dire che è già qualcosa di positivo. Che il meno non c'è. Esatto, quindi più in basso non si dovrebbe andare. Siamo partiti da questo aspetto positivo che poi è degenerato in negatività. Perché? Perché un conto è quello che succede e un conto è la percezione che noi abbiamo di quello che succede. E che ci fa creare fiducia o sfiducia è la percezione, a prescindere dal dato reale. Se la percezione che abbiamo è di negatività, siamo sfiduciati e non siamo nelle condizioni, perché è vero che le banche hanno risorse economiche disponibili, ma se non c'è la fiducia fanno fatica, chi le ha, a poterli investire. Ecco perché il mercato interno è in crisi, ecco perché il mercato dell'edilizia è entrato in crisi, anche perché è stato costruito forse eccessivamente, cioè c'è stata una famosa bolla, una bolla micidiale. E allora il dato positivo qual è? Che abbiamo ancora tante imprese che reggono ancora e che hanno voglia di restare sul mercato e che hanno voglia non tanto di crescere ma di resistere. Deve arrivare però un segnale anche da chi ha il dovere farlo arrivare che la speranza c'è, perché altrimenti anche questo spirito di ottimismo che potrebbe ancora esserci diventa negativo. Assolutamente, una responsabilità. Pronto? 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 Eccolo qua. Da dove chiama? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Io sono Davide, chiamo dalla provincia di Verona. Sì, dica. Niente, volevo intervenire e dire due cose. Allora, per quanto riguarda le spese dello Stato, no? Allora adesso dei soldi che prenderanno da queste manovre che faranno andranno a finanziare ancora le spese militari. 10 anni che siamo in Afghanistan che non facciamo niente, perché io ci sono stato 2 mesi, là ci sono colonnelli, generali che non fanno niente tutto il giorno. Non fanno niente tutto il giorno, vero? Perché girano con automezzi, benzina gratis e quant'altro. Primo. Quindi do ragione a Valdegamberi di quello che diceva prima. Secondo, vogliamo tagliare la RAI. La RAI quanto mangia all'anno questa televisione? Che ogni anno cresce il canone di 1,50 euro, 2 euro. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. La prima cosa da tirare via la canone RAI, perché guardiamo i conduttori della RAI, strapagati, non c'è concorrenza, ma cancelliamola, che chi vuole. Poi c'è la pubblicità anche, ma c'è la pubblicità, si vivono con la pubblicità, la RAI come le altre TV, intanto che servizio pubblico fa, la RAI, che servizio pubblico fa? Ma è la prima cosa da tirare via, ma sono tante le cose purtroppo. Vabbè, io che non guardo tanto la TV potrebbe anche lasciarla, anche perché tra l'altro sentivo proprio ieri, insomma, ma naturalmente se ci fosse concorrenza sarebbe meglio, funzionerebbe meglio per tutti, no? No, a parte la proposta che ci fosse un canale finanziato col canone che facesse solamente, che non ci fosse la pubblicità, questo mi troverebbe d'accordo, ma a parte la questione.
poi se vogliamo ritornare sull'esercito mi sembra anche un po' banalizzare la questione. Ha fatto degli esempi di situazioni di spesa dove si potrebbe intervenire. Certo, l'esercito sappiamo, cioè storicamente adesso ci sono meno militari, si spende anche meno rispetto a qualche anno fa, perché i dipendenti, chiamiamoli così, sono volontari e quindi... Però sembra che nonostante non abbiamo possibilità di fare le spese su armamenti, siano in trattative per gli F-35. Gli F-35, là c'è una battaglia anche parlamentare sulla questione degli F-35, sembra si sia ridotto di numero, però pare, quello che leggo, insomma, li abbiano ordinati chissà quanto tempo fa, insomma, cosa ce ne facciamo degli F-35? Assolutamente niente per quanto mi riguarda. Perché anche perché sono vecchi, tutta questa bella storia, però intanto sì, sono aerei che... già sono passati, a parte quello, ma per la difesa va bene, speriamo che non ci sia bisogno di difenderci. Finora purtroppo siamo andati dove gli altri ci hanno mandato, perché noi abbiamo seguito, perché facciamo parte ancora della NATO, non so se abbia più senso neanche questa, visto che non c'è più il patto di Varsavia, insomma, quindi per me non dovrebbe più sussistere. Il problema è che poi l'esercito diventa anche di fatto, sembra più efficiente, ma non è così, e quindi ci sono drenaggi, ci sono caserme vuote, ci sono posti che vengono utilizzati, cioè, ci sono delle spese che vengono che ci sono nel proprio ambito. Certo che dopo il telespettatore ha fatto un'esperienza e nel suo ambito ha tirato fuori degli esempi, perché ha avuto l'opportunità di andare, ognuno nel proprio ambito ha degli esempi eccetera eclatanti e che allora potrebbero essere oggetto di lavoro. Potrei dire che anche nella scuola si potrebbe anche tagliare, ma allora si potrebbe anche tagliare nella scuola, cioè io insegno nello stesso istituto da 25 anni, cioè quindi non è che nello stesso istituto da 25 anni, si potrebbe tagliare, si potrebbero ridurre le spese, però qualcuno dice siamo già tirati all'osso, voglio dire che tante volte con questi tagli che sono stati fatti nel nostro campo, non parliamo di stipendi, insomma, gli stipendi è una cosa a parte, ma quando troviamo per esempio nelle scuole, soprattutto quelle dell'infanzia o quelle elementari, insomma primarie cosiddette, dove l'insegnante una volta ce n'erano 3, no, perché anche la speranza della signora, e sono le cose che funzionano bene, perché questa funzionava bene, cioè erano le migliori in Europa questa qua, no, però anche questa è stata tagliata. Allora, come di solito, a me non piace fare demagogia, cioè dire ma bisognerebbe, farebbe, eccetera. Purtroppo quando c'è qualcosa da tagliare si va sempre nel mucchio. Se si colpissero, adesso non voglio nominare enti perché ce ne sono talmente tanti e quindi uno secondo me vale l'altro se sono quelli inutili, bisognerebbe arrivare con il carro armato per riuscire a smuovere qualcosa, ma non riusciamo a smuovere perché ci sono garanzie di privilegi. Esatto, e i privilegi sono un dramma. I privilegi sono un dramma, non sono i politici X, ma sono quasi un nepotismo all'interno dell'ente stesso, no? Che possono essere garanzia per il politico di turno. No. Certo, però alla fine... Ecco, però sono pochi alla fine, sono tanti politici, perché dobbiamo anche capire, scusa Valdegamberi, no, che la rappresentanza politica, se vengono eliminate le province, cioè si riduce la rappresentanza politica, cioè vuol dire che i cittadini non vengono più rappresentati, i consigli comunali, beh insomma, possono secondo me i consigli non sa che esistono le province, non no, certo, i consigli comunali vengono ridotti, i consigli comunali a Padova la prossima volta da 40 passano a 32 consiglieri, da 12 assessori a 8, cioè, e tutti i comuni funzionano così in proporzione agli abitanti, quindi dei costi della politica, chiamiamolo. Quanto si risparmia nelle province? Sembra 100 milioni di euro, che per uno Stato non è che siano cifre esagerate. Naturalmente però questi qua devono garantire altri privilegi e su questo forse si potrebbe tagliare molto di più all'interno degli enti della provincia. Secondo me per risparmiare occorre, lo Stato deve fare ridotto all'essenziale, tutto il resto deve essere lasciato al mercato, però deve essere uno Stato in grado anche di controllare non il mercato selvaggio,
il mercato con delle Però regole ci dovrebbe certe, essere e questo è il punto un'onestà di che mi sa cioè che io non non c'è. posso trovarmi municipalizzate che sono di regime di monopolio, piene di gente, dove c'è il parente, il portaborse di questo politico, il parente di l'altro, il parente di quest'altro, dove la meritocrazia non esiste, eccetera, in tutte le città, di destra, sinistra, Lega, No, non ma Lega. quello lo sappiamo benissimo. Mettiamo un po' di mercato, ma però facciamo uno Stato che sia in grado semplice, che è in grado di controllare le regole, che significa quindi non monopoli, significa regole ferree, quindi un contratto tra chi gestisce e chi affida il servizio, chiaro che se tu non viene rispettato viene subito revocato, non come i concessionari autostradali dove praticamente diventa il concessionario che comanda il concedente. Ce l'ha con l'autostrada, ce l'hai con l'autostrada. Ce l'ho con quello perché so che mi dà fastidio ogni volta che prendo Perché ne ha l'autostrada a fatto pagare uno studio 30% di più di tariffa autostradale, tra le più care d'Italia, e sapendo che questi soldi poi vanno a finire in centinaia di aziende partecipate create solo per far mangiare i politici, qualche dirigente, qualche funzionario, eccetera, a gente, o peggio ancora adesso sono entrate le banche e mangiano anche loro. Assolutamente. Quindi nel breve periodo, dato di fatto che comunque se noi ci eravamo visti, se non sbaglio, prima che aumentasse l'IVA, no? E si auspicava che, ma questo non è successo, quindi nel breve periodo che cosa vi auspicate, cercando di vedere costruttivamente per la categoria che poi le rappresenta, poi sentiamo anche gli artigiani? Ma la consapevolezza è che siamo arrivati alla fine di un tempo che non è stato scritto da nessuna parte, ma che è quello che alla fine poi ti porta a fare i conti con l'Europa. Noi abbiamo da mantenere un debito entro il 3%, se a fine anno lo sforeremo inizieremo a pagarne le decime, e nello stesso tempo chi oggi ci amministra, che è una composizione, tutti dicono che è fuori dalle logiche, ma che in realtà rappresenta l'80% di chi è seduto in Parlamento, corre il rischio di avere difficoltà a chiedere ancora il voto, qualsiasi sia lo schieramento rappresentato. Sappiamo benissimo che poi c'è un'altra forte rappresentanza di gente che è scontentissima, che però amministrare un paese come l'Italia non è facile, per cui è facile fare la protesta, molto più difficile avere un progetto paese. A questo punto io penso che bisogna essere ottimisti, perché gli italiani magari all'ultimo momento hanno il colpo di genio, però è anche giusto essere consapevoli di un fatto: c'è chi sta facendo il massimo consapevole che il paese va cambiato, e va cambiato pensando che non siamo più un paese di 55 milioni di abitanti, ma siamo in pratica insieme a tutto il resto d'Europa. Quindi una visione completamente diversa, dove le furbizie che sono andate bene fino all'entrata dell'euro non possono più essere accettate, dove le situazioni di benessere o di beneficio che in alcune categorie fino a quel momento in qualche modo erano state conquistate anche dalla politica di vogliamoci bene, ci mettiamo sempre d'accordo, oggi la politica non può pensare solo all'Italia, deve pensare anche a quello che vuole l'Europa. E per noi diventa abbastanza facile fare le scelte. Se non le facciamo noi, le facciamo fare ad altri, e a quel punto saranno dolori ancora in più. Quindi l'ottimismo che io trasmetto non è quello di dire non c'è più nulla da fare. Lo chiediamo a chi ci sta amministrando, sapendo che sarebbe peggio dopo, ma me lo auguro di tutto cuore che riusciamo a farlo noi. C'è fiducia comunque in una ripresa, di agganciare la ripresa che in altri paesi è già avvenuta da parte della vostra categoria? C'è un aspetto certo ormai, che molte cose sono cambiate e non tornano più ad essere come prima. Se noi partiamo dal presupposto che questo è avvenuto e quindi più o meno si riparte da dove siamo oggi, ci deve essere ottimismo e fiducia. Ma se uno pensa che ritorniamo a quel punto magari del 2008, questo rimane, oltre che deluso, anche con una forte bruciatura che magari ci rimette tutto quello che aveva prodotto. Dobbiamo pensare ad essere un po' più lenti per ripartire, non certamente di aspettare che la ruota ritorni a correre come prima, che non correrà più. Quindi questo lo dicono tutti gli indicatori, quindi l'ottimismo che forse abbiamo toccato il fondo, ecco, e non si scende più. Sbarchiero, vuol dire che alcuni resteranno fuori dai giochi, ineluttabilmente? Perché... Ma io dico, confermo questo, che se siamo qui questa sera è perché siamo ottimisti. Se facciamo ancora della rappresentanza vuol dire che siamo ancora ottimisti. Se no non avremmo avuto la possibilità. Perché se no non avrebbe senso né essere qua né fare rappresentanza. Cosa andiamo a dire ai nostri? È chiaro che dobbiamo raccogliere anche, ma l'abbiamo sentito, l'esasperazione che ormai è evidente. Sì, perché sennò si sentono voci inascoltate, giustamente. Ecco, qual è la speranza? La speranza è che ci sia questo cambiamento.
cioè che la politica, soprattutto la politica nazionale, abbia il coraggio di scelte che vanno anche controcorrente, ma vanno controcorrente probabilmente all'interno del loro mondo, ma che hanno il pieno consenso del mondo esterno che li elegge. Se c'è questa consapevolezza, probabilmente qualcosa cambierà. Secondo lei? Velocissimo, che siamo in chiusura. No, rapidissimo. Io adesso per parlare di politica, l'ultimo minuto, insomma, io credo che la patata che si sta girando tra le mani del governo Letta sia una patata molto pesante per tutta l'Italia. Se ha ricevuto un po' di fiducia dell'Europa, vuol dire che in qualche modo si sta facendo un passo diverso, e vedevo dei dati stasera, la speranza è che nel 2014 qualcosa cresca rispetto al 2013. E io credo molto, insomma, che nei limiti del possibile di tempo insomma, questo governo prende dei provvedimenti per non la crescita, ma per dare fiducia all'Italia, per dare fiducia agli artigiani, per dare fiducia ai commercianti, questo è fondamentale, per dare fiducia alle persone, facendo delle scelte precise, anche naturalmente controcorrente, anche tagliando dove si deve tagliare. Dovrebbe dare un esempio concreto, perché altrimenti se no le persone si scoraggiano sempre di più. Galdegamberi, in chiusura? Ma è chiaro che noi, come diceva prima, abbiamo sempre fiducia che il futuro, che questo nostro territorio, questo nostro paese possa avere un futuro, e questo non possiamo mai perderlo, perché siamo nel posto più bello del mondo, il più ricco di storia del mondo, dove c'è una tradizione, una cultura, dei beni ambientali, architettonici, eccetera, eccetera, dove tutto il mondo verrebbe qui in pellegrinaggio a fare visita. Ecco, proprio il turismo è una delle cose dove potremmo fare molto di più, potrebbe dare molto di più, portare molta più ricchezza. Quindi per fare questo occorre fiducia, ma occorre però che la fiducia sia accompagnata da fatti concreti. E quindi parlo a me stesso, perché sono anch'io piccola parte, infima, che conta poco niente, di un sistema politico, però ognuno di noi, è finita l'ora di dire, fare slogan, di dire cose tanto per dire, ma deve nel suo piccolo assumersi le responsabilità, e quindi avere il coraggio di fare anche scelte che toccano non solo i propri, ma quelli quegli interessi che poi che politicamente che non pagano politicamente, ma che forse pagano sempre di più, perché la gente si sta sempre accorgendo che la situazione non è, occorre avere coraggio, la situazione non è semplice, e quindi chi ha coraggio secondo me alla lunga verrà premiato, e quindi bisogna, quando si fanno le leggi di tagliare e ridurre, bisogna avere il coraggio di votarle e non bypassarle semplicemente cambiando il nome al provvedimento che si va a fare. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con noi i nostri ospiti, ringrazio voi telespettatori di aver partecipato, ricordo che appunto ricominciamo con le dirette serali, quindi diamo anche noi un segnale di speranza, di ottimismo, come chiedeva la signora, magari a nome di tante altre persone, perché effettivamente non esserci può creare anche delle preoccupazioni, e lo sappiamo perché durante il periodo estivo abbiamo messo in onda delle repliche, le categorie che rappresentate voi in particolare ci hanno reclamato, hanno detto ma cosa dicono i nostri rappresentanti in quel che sta succedendo? Ecco, abbiamo dato la prima puntata di Ripresa proprio la voce a coloro, e naturalmente alle forze politiche che cercano di darsi da fare, di prodigarsi in un modo o nell'altro, il modo più onesto possibile naturalmente, per cercare di trovare delle soluzioni. Speriamo che queste arrivino, noi di volta in volta vi terremo aggiornati. Grazie, buon proseguimento, ci vediamo domani alle 12:40. Arrivederci.